Buonasera e ben ritrovati amici e amiche dell'atletica. A Casarsa della Delizia si è svolta la prima prova dei CDS di cross delle sorprese. Vincono Samantha Mattiussi e Samuele Della Pietra. A distanza di 11 mesi dall'ultimo cross regionale in memoria al Giacomo Romano di Salt di Povoletto del 23 febbraio 2020, che scrisse la parola fine sull'attività per l'esplosione della pandemia, Casarsa della Delizia riaccende i motori organizzando la prima prova dei campionati regionali di società di corsa campestre. L'atletica leggera è partita malgrado le difficoltà, le restrizioni e le norme che il Covid ci porta appresso. È stato il carnico Samuele Della Pietra, scuola Aldo Moro Paluzza e neo acquisto della Trieste Atletica, ad aggiudicarsi a sorpresa questa vernice, correndo i 10 km in 33,12 e superando con un travolgente finale l'azzurro e olimpionico Abdullah Bamussa, Bruniera Friuli Intagli, secondo in 33,32. Terzo posto per Matteo Spanu, Malignani Libertas in 34,11, più che soddisfatto della buona risposta ricevuta da questo primo importante impegno agonistico dopo il lungo e forzato stop. Più che positivo anche il quarto posto del maratoneta Francesco Nardone, Gemona Atletica, in 34,23 e quinta posizione per Radin Amedi, Bruniera Friuli Intagli in 34,57. Sentiamo quello che ci ha detto il vincitore. Questa gara la dedico al mio allenatore, appunto Roberto Furlanic, perché si dedica molto e ha fatto tantissimo per me e già dall'inizio, dall'anno scorso che mi ha iniziato ad allenare, mi ha già messo in considerazione appunto per far bene e mi dà fiducia e motivazione. Per quanto riguarda la gara, all'inizio non sapevo benissimo come impostarla e ci siamo andati un po' al cambio io e Abdullah Bamussa e poi ad un certo punto l'ultimo giro mi sentivo bene, ho iniziato ad aumentare un po' il ritmo per vedere come stava anche lui e devo dire che mi sono sorpreso anche da solo. Tra le donne, sui 7 km del tracciato di gara, è stata Samantha Mattiussi, Malignani Libertas, a mettere in fila le sue compagne di fuga, con le quali aveva viaggiato fino in prossimità del traguardo, quando ha innescato il turbo andando a conquistare una vittoria inaspettata quanto meritata. 28,43 il tempo della vincitrice, 28,50 quello della seconda, Margherita Spadaro, Val Rosandra Trieste, mentre Glenda Basei, Bruniera Friuli Intagli, ha colto il bronzo in 28,53. Giù dal podio per soli 2 secondi Gaia Tomassini, Cus Trieste, quarta, mentre Valentina Tomasi, Malignani Libertas, si è classificata quinta in 29,2. Le parole della vincitrice, che è seguita dal tecnico Sandro Pirò al termine della sua impresa. La gara di oggi è stata molto bella, vincente. Ho vinto inaspettatamente il mio primo cross. All'inizio è stata una gara abbastanza tranquilla, poi si è formato subito un gruppetto e verso il finale abbiamo giocato un po' di tattica perché c'erano delle ragazze con noi nel nostro gruppo un po' più veloci. L'ultimo giro abbiamo cercato io e la Glenda un po' di aumentare il passo a metà percorso appunto per staccarli. Poi rimaste sole io e la Glenda ho sentito che faceva un po' di fatica e cominciava a perdere i metri, allora lì ci ho creduto e ho tirato fuori il massimo e così sono riuscita a vincere. Il 7 di febbraio ci sarà la prossima a Mariano del Friuli, un altro appuntamento di cross lungo e speriamo anche lì di ripetere il risultato di oggi. Il trofeo città di Casarsa, 25esimo Memorial Manuel Bertolin, quest'anno non ha visto ai nastri di partenza pubblico, al quale era vietato l'ingresso al campo di gara. È la solita chiassosa gioventù delle categorie promozionali, perché il programma più ridotto era essenziale.
Nonostante questo, sono stati più di un centinaio i crossisti che hanno dato vita alle gare, regalando ai pochi che ne hanno potuto godere prestazioni d'alto livello tecnico e agonistico. Serena Rodolico, per esempio, allieva del Malignani Libertas Udine, con la leggerezza che la distingue, ha vinto con la disarmante facilità di chi non ha bisogno di svuotare le riserve energetiche per imporsi, correndo i 4 km in 15,53. Elisa Gortan ed Eleonora Concina, entrambe dell'Aldo Moro Paluzza, hanno occupato nell'ordine i gradini bassi del podio. Fabio Visintini del GS Natisone, tra gli allievi, ha fatto corsa solitaria dal primo all'ultimo metro. 5 chilometri scarsi, terminati in 14,53, con quasi un minuto di vantaggio sul secondo. Yahya El Mazzuzi, Atletica Dolomiti Friulane, parlano chiaro a suo favore. Terzo posto per Raffaele Di Bon, Bruniera Friuli Intagli. Adolfo Molinari, che è il presidente della Libertas Casarsa da una vita, ha esperienza e passione da vendere. Il suo è un messaggio di speranza, ma anche di incoraggiamento a tutti gli altri che hanno rinunciato alle proprie storiche competizioni, in attesa di tempi migliori. Ascoltiamolo. Alla fine sono anche soddisfatto, siamo partiti sotto il diluvio. Siamo partiti con una pandemia che ci sta tartassando, nonostante tutti siamo riusciti a passare, come abbiamo detto prima, la cruna del lago. Pioveva a dirotto, siamo riusciti a fare un percorso decente che piace. Il percorso di Casarsa è sempre ben apprezzato e l'unico rammarico che il trofeo Città di Casarsa è sempre stata considerata la festa del cross, no? Centinaia e centinaia di atleti, purtroppo manca tutto il settore giovanile, ci siamo stati penalizzati, ma comunque siamo riusciti a fare questa manifestazione. Dagli oltre 400 partecipanti, siamo a circa 150 partecipanti, ma diciamo che la manifestazione è riuscita, nonostante tutto siamo riusciti a farla. Le partenze scaglionate in base al numero degli iscritti e l'obbligo di mascherina per i primi 500 metri del tracciato di gara hanno permesso il regolare svolgimento della manifestazione e sotto l'occhio vigile dei giudici di gara della FIDAL. Il terreno pesante per le piogge dei giorni precedenti, la bassa temperatura con alto tasso di umidità hanno creato quell'habitat che nel cross country è di casa. Anche le due prove riservate agli junior hanno dato chiare risposte a chi ripone assoluta fiducia in questi giovani talenti. Nicolò Galini, per esempio, targato Malignani Libertas, ha vinto la prova maschile sui 7 km con sorprendente facilità. Era conosciuto come mezzofondista veloce per distanze brevi, almeno fino a ieri. Ha impiegato 24,42 per concludere solitario davanti al compagno di team Giovanni Silli, specialista delle siepi, altro talentino azzurro della covata udinese. Terzo posto per Marescia Costa, Bruniera Friuli Intagli. Al vincitore è stata assegnata la targa dedicata alla memoria di Manuel Bertolin. Le juniores hanno una padrona assoluta in Ilaria Bruno, dell'Atletica Bruniera Friuli Intagli. L'atleta del tecnico Ezio Rover termina i 5 km riservati alla sua categoria in 16,22 senza troppa fatica e rifila oltre un minuto alla compagna di team Giulia Pessot. La pordenonese, che se la cava magnificamente anche in pista, dove detiene 2 record regionali realizzati nella categoria allieve, ha personali di tutto rispetto sui 1.500, 4,38,95, sui 3.000, 9,55,88 e sui 20 minuti di corsa, 5.569 metri. Al terzo posto è salita l'udinese del Malignani Libertas, Elisa Visintini. Alle premiazioni era presente in rappresentanza del comune di Casarsa l'assessore allo sport Tiziana Orleni. Sentiamola. Casarsa della Delizia è sempre lieta di ospitare questa manifestazione agonistica riconosciuta a livello nazionale, anche se le limitazioni del Covid hanno duramente messo alla prova sia la Libertas Casarsa, che è la prima organizzatrice, sia proprio anche tutta la federazione per il Covid. Questo però deve guardare il futuro dei nostri ragazzi, che nonostante tutte queste limitazioni devono comunque continuare a praticare sport in sicurezza. Casarsa ospita questa manifestazione agonistica anche in memoria di Manuel Bertolin, ex atleta
della Libertas Casarsa, e questo per ricordarci che bisogna avere fiducia nello sport, nei nostri ragazzi, e nonostante questa pandemia e le numerose limitazioni, i ragazzi devono guardare con fiducia al futuro. Lo dobbiamo fare anche noi come amministrazione, ma anche loro e anche la federazione. Dobbiamo continuare a spronarli a fare sport e a continuare nelle direzioni delle attività agonistiche anche. Ed è veramente tutto per questa settimana. Vi lascio la clip con le immagini di Casarsa per non perdere la speranza di tornare alla normalità. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata. Take my heart, I will give you all of me. Follow through the dark, only you can set me free. In your arms, light up everything we see. Follow through the dark, never scared when you're with me. So take my hand and we could come alive. We could fall into the night and never leave. Take my heart, I will give you all of me. Follow through the dark.